Diciamo che è un po' disastrosa rispetto a una volta. Questa ragazza lavora a 2 passi dalla stazione ferroviaria di Mogliano, luogo caldo, caldissimo della città, scenario di episodi più o meno gravi come l'accoltellamento di un 48enne lo scorso maggio che aveva portato più di qualcuno a chiedere l'istituzione della zona rossa. Ma in questi ultimi mesi a creare preoccupazione tra i residenti è la presenza di gruppi di tossicodipendenti, situazione che sembra aggravarsi nel fine settimana. Racconta un residente di essere stato aggredito verbalmente da alcuni di loro che spiega minacciano, insultano e importunano i passanti. Una situazione ormai insostenibile al punto che lui stesso è costretto ad accompagnare alla macchina gli amici che vanno a trovarlo per il timore che vengano avvicinati da queste persone. A tutto ciò si aggiunge negli ultimi tempi anche il degrado lasciato da alcuni senza tetto che soprattutto nelle giornate piovose organizzano giacili di fortuna sotto il porticato a ridosso degli androni di condomini e negozi. Spesso e volentieri abbiamo al mattino che troviamo molto sporco sia sotto la varia galleria qua sia la galleria lì. In questo periodo non ci sono, però molto spesso ci sono dei barboni che bivaccano proprio in maniera... Ho aperto il negozio la mattina e mi sono trovata sciampi, cuscini, etichette di vestiti messe lì e evidentemente la sera prima hanno dormito qua. Sembra che abbiano dormito anche qui nei paraggi, vicino agli altri condomini. Certo, mi hanno detto che hanno lasciato un po' un disastro dappertutto, per tutto il condominio. Con l'arrivo della stagione invernale e il buio che scende presto, il timore di molti è che la situazione possa aggravarsi. Come si lavora così? Con un po' di paura quando si va a prendere la macchina in parcheggio, questo sì, quindi un pelino più di monitoraggio di sicurezza ci vorrebbe forse. E speriamo che non sia sempre peggio, speriamo che qualcuno faccia qualcosa, ecco, per tutti.